Grigliata di Pasquetta bandita in ogni area golenale del Piave. Il rischio di incendi è troppo elevato a causa della stagione secca. I barbecue sono proibiti tranne nelle aree picnic attrezzate. Fermo restando il generale divieto di abbruciamento lungo l'area golenale perché è area demaniale, c'è anche un'ordinanza che la nostra amministrazione ha fatto che va sulla linea di quella che è stata la DGR della Regione Veneto, dove all'interno di quelle misure collegate appunto alle polveri sottili c'è anche l'altra che riguarda il divieto di abbruciatura per tutto il periodo. Ricordiamo che le ammende arrivano fino a 500 euro e che le guardie forestali, naturalmente il Corpo Forestale dello Stato, va a verificare ovviamente sulle situazioni. Il sindaco di Spresiano della Pietra ha pensato invece di comunicare nei social, con l'aiuto di sua figlia in modo scherzoso ma convincente, che i fuochi a terra sono vietati. Allora, Azzurra, il lunedì di Pasquetta si possono fare fuochi a terra. E il lunedì di Pasquetta si possono fare le griglie e le grigliate nel posto chiaramente previsto? Ecco, quindi avete capito come l'anno scorso, nessun problema a fare le grigliate, però niente fuochi a terra, carbonella e basta, e molta attenzione. Ci sarà il posto che è quello solito, la zona picnic, quindi un posto circoscritto, non andiamo in giro per il Piave ovunque perché anche no. Ultima raccomandazione dei sindaci: dopo aver festeggiato, riportate i rifiuti a casa.